Abbiamo atteso invano il nostro collega e amico Turchetti, ma finora non... Anzi, ho pensato che fosse Turchetti una persona che ho salutato e che è con noi qui questa mattina e invece no, mi ha detto, ma io non mi chiamo Turchetti, io mi chiamo Federico Tamburini, dopodiché abbiamo fatto conoscenza con un astrofisico che sta seguendo il nostro convegno e che ringraziamo per l'attenzione. Io proporrei di fare una cosa: se Cartier e Castaldi vengono al tavolo, se Cartier, je vous en prie, vediamo se ci sono argomenti di discussione su queste due straordinarie relazioni che stamattina abbiamo sentito. Da una parte appunto quella di Cartier che ha ripercorso, come dire, i momenti fondamentali dell'affermazione della fisica atomica, fino ad arrivare a una lettura molto ravvicinata di Pontecorvo. E dall'altra io ho seguito con grande attenzione, cercando di capire quello che potevo capire, l'esplorazione di Castaldi su quello che a Dubna ha fatto effettivamente Pontecorvo, facendo riferimento ai quaderni, a due quaderni che immagino si sia divertito molto a scorrere, e quindi abbiamo sentito la passione con cui l'ha fatto. Sono venuti in luce elementi cruciali non solo della figura di Pontecorvo, ma della crescita di questo settore della scienza fondamentale. Visto che abbiamo un po' di tempo, vi dico, io ieri sera, siccome dovrei andare a presentare tra qualche giorno un libro importante che è uscito dall'Enciclopedia Treccani su Croce e su Gentile, ho letto l'introduzione di questo libro di 800 pagine che ripropone una lettura di Croce e di Gentile e mi aspettavo delle cose nuove. L'ottusità della ricerca storiografica italiana è ancora forte, non c'è un minimo accenno alle scienze. Ma non è tanto un problema di dire, beh, ma allora uno che si occupa... No, quantomeno di dire che siccome recuperiamo due pensatori che questo studio ritiene essere di dimensione europea, la cultura europea dagli anni 20, subito dopo la prima guerra mondiale, fino in avanti, è una cultura europea che è vero che declina la politica in maniera particolare, ma nonostante le declinazioni autoritarie e reazionarie della politica, la scienza non è così. Cioè, voglio dire, il quadro, chi si occupa di una storia della cultura o delle idee, non può pensare che le cose procedano per conto proprio, né può pensare che possiamo parlare delle scienze, soprattutto di alcune che hanno avuto qualche attinenza e qualche confine con la politica, ma poi le possiamo mettere da parte perché sono pseudoconcetti. Mi sembra che venga fuori questo da questo grande libro, che sono ancora, io dovrò andare a presentarle, come sentite sarò molto polemico nei confronti del libro. Ma questa giornata di Pontecorvo e la tua relazione, l'attenzione con la quale ieri è stata esplorata la figura di Pontecorvo, tenendo conto anche dei rapporti, fa venire in luce un'altra cosa, che la cultura europea del Novecento è una cultura che sul piano scientifico è straordinariamente viva, non solo, ma pone problemi che stanno al confine. È quello che dicevamo anche ieri, no? Dove non vogliamo tirare né Fermi né Pontecorvo di qua e di là, vogliamo dire che ci sono dei confini. E ovviamente chi fa un lavoro che è più legato ai laboratori scientifici è lì il suo specialismo, non è la politica. Poi la politica può essere... Ma quando soprattutto il prodotto di
ricerca scientifica si incontra con le esigenze della politica, quando si incontra, non è detto, in molti casi rimane molto remota, quando si incontra, beh, allora ci sono situazioni che lasciano emergere anche la statura politica e morale degli scienziati, cioè lasciano, come dire, li chiamano a una prova e a quella prova ovviamente daranno una risposta che non sarà molto influente sul piano della, della politica, però che sarà sicuramente di un assorbimento, di un clima politico nel quale noi stiamo, non possiamo decontestualizzare. I filosofi che sono bravi decontestualizzano abitualmente, studiano Heidegger ignorando che magari Heidegger è stato il rettore di un'università nazista, non solo, ma nel momento in cui si insedia come rettore di questa università fa l'apologia del nazismo e che non ha smentito mai neanche dopo. Ciò non ha impedito a Heidegger di essere un grande filosofo, ma ciò non impedisce allo studioso di considerare i confini, le linee di confine che ci sono tra le discipline. Tant'è che in Francia è stato fatto in maniera anche abbastanza. E devo dire che gli studi fatti in Francia sono stati fortemente criticati in Italia da alcuni filosofi di grande fede heideggeriana collocati a sinistra. Sentite com'è difficile costruire le storie, no? Ecco. Allora io, scusate questa premessa, ma era per dire che in sostanza le cose non vanno da sole. Non voglio con ciò dire che tutto si tiene, dico che le cose non vanno da sole e che la lettura che abbiamo fatto, che ho sentito stamattina, le due letture di Pontecorvo, mi hanno riconfermato in questo, quella di Cartier, perché ci ha dato un quadro complessivo che va da Thompson fino alla contemporaneità, fino al Gran Sasso, voglio dire, no? Fino agli grandi acceleratori, e invece da Castaldi che si è preso la briga di, come dire, di ripercorrere un percorso scientifico che ha incontrato spesso altri percorsi, che comunque non era ottusamente chiuso dentro all'acceleratore. Ecco. E allora mi sembrava che ci avessero proposto argomenti di discussione, sono qua a vostra disposizione i nostri due redattori di stamani. Potrei dire una cosa rispetto a questo punto di vista che tu hai inquadrato. Allora, il CERN, il Centro Europeo Ricerche Nucleari di Ginevra, che è stato quello che appunto adesso ha chiuso il cerchio del modello standard scoprendo il bosone di Higgs. In realtà mi vanto di aver partecipato in maniera abbastanza importante all'esperimento. Effettivamente nasce come risposta, diciamo, europea al disastro che i fisici avevano fatto con lo sviluppo della bomba atomica. Nel senso che Edoardo Amaldi, che era uno dei ragazzi di Via Panisperna, che ha lavorato con Fermi, con Pontecorvo e così via, lui è stato il primo, il più convinto assertore di dover creare un laboratorio europeo dove tutte queste ricerche fossero completamente aperte, completamente a tutti. E infatti adesso diciamo il CERN collaborano veramente tutti, tutto il mondo vi collabora. Ma non solo questo, è stato, se vogliamo, il primo embrione della comunità europea. La prima cosa di comunità è nata col CERN, quindi sì, diciamo, gli scienziati a volte magari si trovano in condizioni complicate, da cui magari possono nascere, se non usate correttamente le ricerche, possono nascere dei disastri, però appunto gli uomini ci sono anche dentro i fisici, diciamo. E quindi credo che appunto Edoardo Amaldi la risposta, diciamo, al disastro nucleare l'abbia data con il CERN, ecco. Domande?
No, io ho ascoltato con grande attenzione le tue relazioni ed effettivamente c'è grande contenuto su cui meditare. Il quadro complessivo che ha fatto Pierre Cartier, bellissimo, coglie uno degli aspetti fondamentali di Pontecorvo, che Bruno Pontecorvo è a pieno titolo immerso su tutti il mainstream, gli sviluppi più importanti. E il suo intervento scientifico, fin dai primissimi anni da ragazzino a Roma e poi successivamente in tutte le varie sedi in cui si è trovato, è stato sempre un intervento scientifico sulla frontiera ed è anche uno sviluppo di un suo pensiero unitario. Lui veramente pensa la scienza, pensa lo sviluppo scientifico e ha queste caratteristiche che sono certamente parte della sua eredità. I quaderni. Ecco, allora due osservazioni. Una, non solo c'è un contenuto scientifico, ovvio, c'è anche un profondo contenuto umano e culturale. Se noi sappiamo che Pontecorvo va verso il silenzio, giustamente, ad un certo punto non si sa niente, a distanza di 60 anni, di circa 60 anni, invece Pontecorvo colma quel silenzio e ci parla in una maniera diretta. Un quaderno di laboratorio scritto più o meno ordinatamente, però in genere sono disordinati, anche quelli di Fermi. Un quaderno di laboratorio è una manifestazione diretta in quel momento dello sviluppo del suo pensiero. Quindi Pontecorvo, è vero, va verso il silenzio, però poi a distanza di 60 anni ci parla in una maniera più efficace, più diretta. Io voglio anche porre in rilievo una piccola, è una curiosità, però è significativa. Pontecorvo, il primo quaderno, scrive il primo quaderno, arriva a una certa pagina e poi lo interrompe perché si vede tutto capovolto. L'interrompe perché è passato a un altro quaderno in cui ha scritto, poi alla fine è ritornato sul quaderno di prima, però non continuando, ma l'ha girato. Ecco, questa tecnica di girare il quaderno era anche tecnica di Enrico Fermi, quindi nel quaderno, il cosiddetto quaderno Irpino, che noi abbiamo trovato ad Avellino, in cui vengono registrate le fasi della scoperta della radioattività indotta da neutroni, quindi il primo quaderno di laboratorio di Fermi sulla fisica del neutrone, c'è in maniera molto molto significativa esattamente lo stesso procedimento. C'è il lato dritto del quaderno in cui Fermi comincia a scrivere delle formule che sono sviluppi della sua teoria del decadimento beta, la probabilità che un elettrone emesso dal nucleo sia catturato in un orbitale atomico. C'è la cosiddetta regola d'oro di Fermi, molti sviluppi, le funzioni d'onda del neutrino, che ovviamente devono essere relativistiche, e poi lo stato finale dell'elettrone, invece di essere un elettrone che viene sparato fuori, lo stato finale è su un orbitale. Ecco, dopo queste 15-16 pagine di teoria di decadimento beta, il testo si interrompe e bisogna girare il quaderno e partire dall'altro lato per trovare che cosa? Che Fermi considera il funzionamento di vari rivelatori di Geiger-Müller, poi ha un bellissimo schema di amplificatore con cui lui amplifica il segnale del Geiger per poi contarlo, mette a punto i contatori e poi comincia i vari esperimenti. Giulio Cesare Trabacchi gli dà la sorgente di neutroni il 20 marzo circa verso le 10 del mattino, lui fa varie prove e poi nel primo pomeriggio, saltando la pausa pranzo, perché ovviamente la sorgente di radon non poteva stare lì ad aspettare, il reattore aspetta perché l'uranio è quello che è, ma il radon svapora, quindi uno deve utilizzarlo, poi scopre il fenomeno di radioattività indotta. Quindi questo fatto accessorio, no? Potevano pure fare diversamente, dei quaderni girati, mi ha richiamato questo profondo intreccio, almeno per certe fasi, tra la vita scientifica e culturale di Pontecorvo e quella di Enrico Fermi. Si sono visti moltissimo anche in America. Pontecorvo aveva un permessino di
di viaggio piuttosto libero tra il Canada e gli Stati Uniti, avranno discusso di neutrini, avranno discusso anche del neutrino di Majorana. Ci sono appunti di Fermi in cui appunto lui ricava la struttura del neutrino di Majorana e ricava poi le conseguenze fisiche di questo. Quindi esiste anche questo, diciamo, questa specie di corrispondenza culturale e scientifica in cui a un certo punto, noi l'abbiamo messo in rilievo in uno dei nostri articoli, in un certo punto idealmente i tre personaggi, Enrico Fermi, Ettore Majorana e Bruno Pontecorvo, sono uniti assieme in una discussione a Chicago sul neutrino di Majorana. Quindi io sono molto grato ai relatori perché hanno permesso di chiamare nella mia mente questi aspetti, e considero anche questa prima mattinata un'utile introduzione al pomeriggio, in cui appunto la visione del film ci farà entrare proprio appieno nella vita culturale, scientifica, anche ideologica, politica di Bruno Pontecorvo, fornendo appunto un'immagine a tutto tondo della persona globale e complessiva. Grazie. Prego. Oh, sì. Un commento e poi anche una domanda in generale, già non rivolta a nessuno in particolare. Nello studio di Pontecorvo a Dubna, che io ho visitato e sono stato diversi giorni lì, insomma, a vedere le varie carte, sul tavolo c'erano 3 libri. C'era un libro che lui aveva editato su Fermi, che era, diciamo, la raccolta di tutte le testimonianze degli ex allievi o collaboratori di Fermi, il libro di Sciascia su Majorana e il libro di Leandro Castellani, che forse non tutti conoscono, sicuramente i miei amici al lato super esperti lo conosceranno benissimo. Era una bozza di una sceneggiatura, di uno sceneggiato Rai, che poi penso non sia stato mai fatto, ed è stato poi pubblicato, mi pare, dalla Fabbri Editori, ed è un libro abbastanza introvabile, diciamo. C'erano solo questi 3 libri sul tavolo, e il figlio Gil mi aveva detto che il tavolo era stato lasciato così. Questo denota, dico questo perché quando Francesco diceva questa comunione ideale tra questi 3 intelletti, diciamo, è effettivamente un tema comune che si è rincorso proprio negli anni fino alla fine quasi. No, la domanda che vorrei fare idealmente, diciamo, a nessuno, diciamo, se voi avete la risposta chiaramente, ma penso che sia un aspetto ancora poco conosciuto di Bruno Pontecorvo, è le relazioni scientifiche profonde che lui ha avuto con gli scienziati russi all'epoca, e soprattutto una cosa che menzionavi te nella relazione, il fatto che lui avesse eco di quello che avveniva nell'Occidente in qualche modo. Allora, la parte degli scienziati russi secondo me è, diciamo, penso un tema estremamente interessante. Perché? Perché gli scienziati russi dell'epoca erano menti di prim'ordine, però c'erano anche scuole di pensiero anche abbastanza, diciamo, violentemente contrapposte. Per dire, c'era tutta la scuola di Landau, che ovviamente aveva overlap culturale, ideologico e quant'altro con la scuola di Dubna, di Bogoljubov. Ora, Pontecorvo era sicuramente uno che, stando a Dubna, diciamo, aveva rapporti, oserei dire, quasi quotidiani, quantomeno da collega, diciamo, con il Bogoljubov e collaboratori. Ma penso che stimasse anche da persona di enorme cultura e di acume, qual era lui, anche tutto il lavoro è fatto da Landau. Alla fine della fiera la fisica di Landau è rimasta, anche quella è Bogoljubov, per carità, però insomma la fisica di Landau è stata sicuramente molto più universale. Ora, questo è un altro aspetto della vita sovietica, perché immagino che non fosse così facile anche far trasparire delle simpatie scientifiche per una scuola che era antagonista, quantomeno. Poi c'è tutto l'aspetto degli sperimentali,
C'è anche tutto l'aspetto di persone che sono state coinvolte, queste sì, in primis nel programma nucleare sovietico, per cui vari Kurchatov era stato il più grande, però c'erano altri che erano un po' a metà tra teoria, Pomeranchuk per esempio, che erano a metà, insomma, e che aveva un ruolo leading nel progetto nucleare sovietico e che erano, diciamo, vicini a Pontecorvo, non è che erano lontani. Ecco, il problema è andare a vedere effettivamente quanto poi lui sia stato un singoletto, cioè messo lì in laboratorio, fai le cose tue, falle bene, però era una persona curiosa, non era una persona autistica. Quindi sicuramente tutta una serie anche di domande, di curiosità, di quello che faceva il vicino, di quello che scopriva Landau, di quello che no, se sarà posto, se sarà fatto, però come sono avvenute. E penso, almeno da quello che ho visto io, diciamo, ricercato, tra virgolette, io, questa cosa, diciamo, di difficilissima decriptazione. Cioè io non sono riuscito ad andare al di là di una superficie in cui c'erano rapporti cordiali col Bogoljubov, però da quello che so non c'è mai stata una collaborazione, c'è mai stata una collaborazione diretta, però era lì, il laboratorio era lì, lo studio di Bogoljubov era un palazzo al lato, diciamo, e poi tutto il resto della fisica sovietica, e poi soprattutto quello che per me è un grosso punto interrogativo è come lui riuscisse ad avere queste notizie della fisica occidentale. Nel senso, banalmente, avevo l'abbonamento a Physical Review, gli arrivava Physical Review al laboratorio, oppure era per vie traverse. Non so se, Pierre, did you ever investigated deep relationship between Pontecorvo in Russia and the Russian colleague in that epoch? If any kind of really, how to say, documented relationship, because it looks really a black box, really kind of black, at least to me. I don't really have an answer. I mean, an answer. Of course, I'm familiar with the work of Landau, Bogoljubov. I've been studying Pomeranchuk. I've been studying their work, but I did not see Pontecorvo coming into this area. Again, a mystery for me. Ma diciamo, questo è un problema veramente interessante, penso. Può non essere facile entrarci dentro in maniera documentata, diciamo. Allora, naturalmente è chiaro che Bilenki è stato un suo collaboratore e a lui si potrebbe fare delle domande precise. No, io Bilenki non lo conosco, sì. Sì, certo. Lo so. Prima non è facile. Diciamo, dopo ci potrebbe essere che lui poi era diventato un professore molto stimato, quello non ci sono dubbi. Per esempio, Gena Mitzelmacher, che è un fisico che adesso lavora negli Stati Uniti e che è stato mio collega in CMS, con cui ho familiarizzato abbastanza, ho parlato di Bruno Pontecorvo. Lui lo ricorda, è stato un suo maestro, però chiaramente lui è una persona di una sessantina d'anni, questo Gena Mitzelmacher, quindi insomma è stato studente un po' di anni fa, insomma, però non abbastanza, diciamo. E lui se lo ricorda come una persona eccezionale, il maestro suo, ecco, quello che l'ha formato, quello che l'ha... Niente, più di così. Ora, quello che stiamo cercando di fare, dunque a Pisa soprattutto
grazie alla spinta del Cavasin, abbiamo messo su il centro Pontecorvo, abbiamo proprio istituzionalizzato il centro Pontecorvo e ovviamente all'interno del Dipartimento di Fisica. E lì stiamo cercando di trovare tutti i possibili agganci anche da questo punto di vista sarebbe interessante, anche se penso che non sarà facile. In particolare verrà Gil un periodo a Pisa, gli abbiamo chiesto di provare a tradurre un altro libro del 54 scritto in russo, lui dice che non riesce a leggerlo, ma insomma vabbè, speriamo che... È un quaderno, sì, un quaderno come questi, esattamente come questi, però scritto in russo e nemmeno lui dice che, perché solo la sua segretaria era in grado di leggere il suo russo, perché era un russo addomesticato in un certo senso. Però diciamo, gli daremo un contrattino e ha accettato di provare a tradurlo. Quindi tramite il figlio potremo anche investigare questi aspetti che penso effettivamente potrebbero essere, però anche lì il figlio prima da piccolo era piccolo, insomma, quindi andare troppo indietro non è difficile andarci. Io non ho la risposta, chiaramente. Altre domande? Altre questioni? Prego. Sono più interessato a quelli che sono gli aspetti, diciamo, odierni dell'ascito di Pontecorvo, cioè la mia domanda è: ci sono degli esperimenti pianificati o tuttora in corso che non sono stati descritti nelle vostre relazioni? Certo. No, uno lo so anch'io, cioè la determinazione della massa del neutrino, d'accordo, ma ce ne sono altri, ne sono stati pianificati altri? Lei, professor Castaldi, ha fatto un accenno ad una relazione di decadimento di un muone in un elettrone più 2 neutrini che hanno... in va bene, adesso non ricordo quale, c'era una similitudine tra questi due decadimenti e forse era quello uno dei possibili esperimenti che stanno facendo. Ecco, insomma, sono più interessato a sapere quello che c'è che sta venendo fatto ora, che viene pianificato di essere fatto fra un po' di tempo, che non... Forse lei è esperta di neutrini, io non sono un grande esperto di neutrini, devo dire, però so che ci sono molti esperimenti in corso. No, ci sono sì. Et s'il y a un héritage scientifique expérimental de Pontecorvo. Oui. Le problème de la masse des neutrinos est un problème extrêmement important aujourd'hui, parce qu'il remet en cause, en fait, le modèle standard, c'est ça. Bon, alors le modèle standard est assez flexible pour qu'on ait pu l'accommoder. Bon, Alain Cohen a fait une proposition, je ne sais pas si elle tient la route, mais enfin bon, il en a une. Mais bon, la découverte des oscillations des neutrinos remet en cause beaucoup de choses. Le fait qu'il y ait des masses, est-ce que ce sont des particules de Majorana ou non? Bon, je ne peux pas vous décrire le détail des expériences, je suis pas moi-même un expérimentateur, mais je sais que ça remet en cause des choses importantes aujourd'hui. Donc, son héritage n'est pas mort. Per esempio, per capire se è di Majorana oppure no, stanno cercando di vedere il double beta decay, cioè se decadimento beta doppio, allora questo vuol dire che sono di Majorana, e però per ora li stanno facendo anche sotto il Gran Sasso, ci sono esperimenti, stanno cercando il doppio beta decay. Non so dire esattamente come sono fatti perché non è il mio campo. L'altro punto fondamentale è che, quindi quello sarebbe un punto fondamentale, perché diciamo il meccanismo di Higgs
non riesce a dare massa se fossero di Majorana. Quindi è importante capire la natura del neutrino. Per esempio, l'altra cosa che non è chiara è la gerarchia delle masse, perché da quello che so, appunto, questi tre neutrini, elettrone onico e tauonico, sono due, diciamo, a masse abbastanza vicine l'una dall'altra, e il terzo abbastanza più pesante. Però non si sa se diciamo è così oppure è capovolto, che ce n'è uno leggero e due un pochino più pesanti. Ovviamente poi ci sono tutte le speculazioni teoriche che cercano di capire come mai questi neutrini comunque, anche una volta che avremo capito le masse, avremo capito cosa sono, se di Majorana o di che, come mai sono così leggeri. Va bene? Allora c'è tutta un'ipotesi che esistano dei neutrini sterili pesantissimi, per cui sarebbe un meccanismo che i teorici chiamano di seesaw, per cui uno dei neutrini diventa pesantissimo, che è questo sterile, e il neutrino invece, quello che interagisce debole, perde la sua massa. Però lì, diciamo, è solo teorico. Anche in LHC abbiamo cercato neutrini pesanti, non si vede nulla. E io però sono convinto che, diciamo, purtroppo a LHC cosa è successo? Abbiamo scoperto finalmente il bosone di Higgs, però speravamo di trovare molte altre cose a LHC. Uno bosone Higgs o molto? Come? Bosone Higgs. Uno o molto? Ah, non si sa. Per il momento è uno. Allora, speravamo fosse molti, fossero almeno 5, perché speravamo che esistesse la supersimmetria. E la supersimmetria, anzi, quando abbiamo acceso l'LHC, pensavamo di scoprire subito la supersimmetria, perché c'era tutto un lavoro teorico dietro mostruoso, che quasi tutti ci credevano proprio, teorici, per cui si pensava che si scoprisse subito il neutralino, che giustificava anche la massa oscura, no? Dark matter, e avrebbe, insomma, aperto tantissime soluzioni, avrebbe risolto il problema che c'è all'interno del modello standard, che non si capisce com'è che la massa dell'Higgs è confinata a 125, perché essendo lui il campo di Higgs che dà la massa, e siccome la particella di Higgs, il bosone, quello che media l'interazione, interagisce col campo, allora c'è un gioco per cui il bosone di Higgs ha una certa massa, quindi il campo ha una certa forza. A quel punto lui interagisce col campo e diventa più pesante, ma allora il campo diventa ancora più pesante e lui diventa ancora più pesante, quindi ci vuole un cut-off che poteva venire dalla supersimmetria, perché vabbè, ora l'ho detto in maniera così giocherellona, no? Ma in realtà ci sono dei grafici, delle correzioni alla massa del bosone, per cui ce n'hai tanti e ti diverge, no? Se invece a un certo contributo alla massa c'hai la particella supersimmetrica che te lo dà in senso negativo, si cancellano e quindi lui rimane a una massa finita, va bene? Per cui, insomma, si pensava veramente che si trovasse, e invece non si è trovato nulla, proprio, e tuttora non si è trovato niente. Ora siamo ripartiti a luminosità un pochino più alta, siamo a 13 TeV, però, insomma, rischia che non si veda la nuova fisica. Sicuramente c'è, perché per risolvere questo problema ci deve essere qualcosa che limita la massa del bosone di Higgs a 125. Chiama nuova fisica, di cui, saltata la supersimmetria, non se ne ha la più pallida idea di cosa sia. Penso che forse i neutrini saranno quelli che
che ci daranno l'indicazione giusta, perché sono quelli più strani, sono quelli che appunto nel modello standard sì, ci sono, ma insomma non li sai ben gestire, queste masse così piccoline non convincono, ecco. Per cui rischia che i neutrini, e ci sono tantissimi esperimenti in corso, prevalentemente per capire appunto la gerarchia delle masse, misurare le masse, capire se sono di Majorana o non di Majorana, però può darsi che sia quella la chiave per capire diciamo, la nuova fisica oltre il modello standard. Prego. Per sempre. Una piccolissima osservazione connessa con la problematica che è stata adesso trattata e che rivela anche un po' un carattere ironico di Majorana, scusate, di Bruno Pontecorvo, giocoso. Allora, Majorana era un genio, tutti dicono che Majorana era un genio. Di tanto in tanto nei suoi lavori trovate qualche errore, ovviamente, se non li leggi con grande attenzione. In particolar modo, per quanto riguarda questa possibilità di considerare la particella uguale all'antiparticella, Majorana allude al fatto, può essere una descrizione per il neutrino, e stiamo attualmente a parlare di possibile esistenza del neutrino di Majorana, ma dice pure anche per il neutrone. Ora, questo è un errore, perché il neutrone non può essere la sua antiparticella. Allora non si conosceva il numero barionico, non si sapeva che esiste l'antineutrone, che poi è stato scoperto da Segre col bevatrone a Berkeley. Però comunque a quell'epoca il neutrone aveva un momento magnetico, quindi è chiaro che non può essere la sua antiparticella, perché altrimenti si inverte. La cosa fu fatta subito notare. Giulio Racah, che era acutissimo fisico teorico, fin dall'epoca lo fece subito notare. Non molto gentile, perché c'era in atto il concorso, però gli fece notare che era sbagliato poter pensare che il neutrone fosse l'antiparticella di se stesso. Allora c'è Bruno Pontecorvo, è bellissimo, in un articolo in cui parla appunto tra l'altro del neutrino di Majorana, parla del neutrone e dice: ma guardate che se mi è permesso di fare questo joke, di fare questo scherzo, ad altissime energie, nella zona di grande unificazione, questa differenza tra il neutrone e l'antineutrone poi comincia a svanire, quindi ci possono essere, dice Pontecorvo, siamo a energie di grande unificazione, e quando ci arriviamo poi vedremo se è vero. Sì, ci possono essere oscillazioni di neutroni e antineutroni. Cioè, nella zona di antiunificazione il neutrone diventa una particella di Majorana. I would say one thing. Neutrinos are a very important component of the standard model. It's clear that we are reaching the limit of the standard model at the moment, and especially the last experiment with neutrinos, masses of neutrinos and Majorana neutrinos and so on. So they are a very important component of the standard model. The standard model as it is described would not exist without them. And so, since there are many questions which are still open, so if it was an important component, of course, if we have to go beyond, whether it's supersymmetry or string theory, it's a little more dubious. But so if we want to go beyond, we will have to understand what is the exact role of the neutrinos in the standard model, and that's exactly the kind of question which was addressed by Pontecorvo. As I tried to show that at every moment in the development of the theory of neutrino, Pontecorvo was there. That was my message. Una curiosità, posso dirvela, ma sempre storiografica. Io nel libro della Maffei ho letto il suo colloquio che ha fatto con Giuseppe Longo. Giuseppe Longo è stato un allievo di Pontecorvo e a vostra conoscenza ha lasciato nulla di scritto?
Io l'ho conosciuto personalmente, ma allora non avevo, quando l'ho conosciuto, non avevo queste curiosità su Pontecorvo, quindi ho parlato d'altro, perché poi Giuseppe Longa ha insegnato a Bologna a lungo. Domando se lui abbia scritto qualcosa su questa sua esperienza. Ho parlato a lungo, insomma, l'ho rivisto Ecco, anche bene. recentemente, che io sappia proprio che abbia messo giù di suo pugno delle memorie o delle cose, no. Parlando emerge Lei racconta solo di essere stato lì. sì, no, diciamo, tanti aneddoti, tanti episodi di vita quotidiana, piacevole, insomma, l'esame fatto su una E tavola, quello lì va bene. va. diciamo, insomma, tutta una serie di aneddoti, però che io sappia che abbia messo giù, non penso. Diciamo. Un'altra domanda per il professor Cartier. In quanto matematico, la matematica che viene usata per sviluppare queste teorie fisiche, I mean, it's a question about the mathematics used to develop physics theories. Is it how is it? I mean, in your opinion, if you know it, is it effective as a tool to develop these theories, or it should be used some more complex mathematics that usually physics theorists don't use? In your opinion, just a question for a mathematician. Yeah. Because there is sometimes mathematics in physics should be used as a tool itself, just to describe Yes. the physics. In other opinions, is that is used to give more powerful possibilities to the theoreticians to develop something more, at least in their minds. So what's the usefulness of the mathematics currently used in physics theory? In my opinion, I mean, any kind of mathematics can be useful in this respect. And on the other hand, I mean, there is a continuous demand from theoretical physicists to develop new tools in mathematics. And so it was in the recent time, I mean, since the 80s, the cooperation between physics and theoretical physics and mathematics has been extremely strong. Not what happened before. I mean, von Neumann was a prophet in this case, but his idea were developed. And also the Russian school has been very important, because the Russian school was maybe less dogmatic. Russian mathematicians, Soviet mathematicians were maybe in some sense less dogmatic than the Westerners. And it's a spirit of come s'appelle? Well, the Russian often refers to I miss the name. Okay, there is a long tradition in the Russian mathematics to be more open, and so, and I think with the collapse of Soviet Union and the invasion of the West by Russian mathematicians, I've lunch with 10 of them every day. So and it's clear that it has brought a new spirit. When people like Gelfand, for instance, who have a good connection between mathematics and physics on the Soviet side, and I don't think it's necessary to make a boundary between the two, to make a frontier. In my own experience, when I worked from time to time as a
consultant in the industry, from not very often, but from time to time. And at this occasion, I discovered that the most sophisticated mathematics can be useful. Not only, well, in my youth, I mean, people who say to be a good engineer, you need to remember your first year of calculus and to have a ruling slide. That's enough. No, it's not true at all. Not true at all. The most sophisticated mathematical, well, let's say, take as an example, I mean, the coding theory, which uses extensively tools from number theory, and you remember that Hardy made a comment that he would not do any mathematics which could be useful, but it's completely wrong. It's completely wrong. His most sophisticated mathematics has been used extensively for very practical reasons. So I don't see there is a frontier between the two. It's my opinion. Not everyone will agree with me. Un'ultima cosa finale. Ieri avete parlato di Segre come un personaggio, diciamo, di idee politiche, chiamiamole destrorse. Io non lo sapevo, perché? Questa è la mia domanda. Non destrorse, ben inquadrato all'interno del sistema. Non... Sì, così. No, è quello il punto. Cioè, se Gray ha fatto una scelta, insomma, andava in America e voleva a tutti i costi parte del sistema con tutto quello che comportava gli anni 50. Quindi, penso che... Posso fare un commento sulla matematica? Sì, quello volevo fare anch'io, vai. Diciamo, come la vedo io, insomma, ora non per fare un mio CV in pubblico, ma diciamo, io sono alto energetico, teorico. Allora, la matematica del modello standard, e quindi anche fino all'X, diciamo, e anche i neutrini finora, poi non sappiamo un po', posso dire che è una matematica tutto sommato standard, cioè nel senso che c'è una spruzzatina di group theory essenziali, c'è analisi complessa, a voler usare un appello generale, e tanta teoria di campi, più che altro perturbativa, neanche non perturbativa. Il salto grosso proprio nella matematica, proprio un salto incredibilmente, concettualmente anche dirompente, di cui si vede crisi oggi, perché poi c'è stata una divisione, è stata con la teoria delle stringhe, la quale ha portato in gioco tanti e complicati concetti matematici, lontanissimi da quella che può essere una descrizione immediata. Cioè, per descrivere un oggetto si è dovuto inventare tutto un mondo matematico alle spalle per poi arrivare al dunque, e molto spesso, anzi quasi sempre, direi sempre, non riuscendoci. Però per arrivare a quello ha dovuto veramente inventare nuova matematica. Inventare matematica di una complicazione, anche di un'eleganza mostruosa. Però questo qua ha creato esattamente questa divisione tra la fisica, che è diventata, according agli stringhisti, una metafisica, e la fisica sperimentale pura, che a mio giudizio è la crisi attuale un po' della fisica. Come dicete, la supersimmetria è quella che ha dettato banco e ha dato una tabella di marcia per cercare di capire qualcosa, e sembrava provvedere alla bisogna. Cioè, se c'era supersimmetria dobbiamo trovare questo. Ah, abbiamo capito com'è la gerarchia delle masse, abbiamo capito questo e quell'altro. Questo sembra al momento viene a mancare, ma ancora peggio con la supersimmetria. Cioè, nel senso, si è veramente in una crisi concettuale, secondo me, epocale un po' per la fisica. Non so se, diciamo, è condivisa questa opinione o meno. Diciamo. Sì, per andare su questo argomento matematica e fisica a livello filosofico, perché è una molto filosofica, profonda, penso anche come Pierre Cartier l'ha detto, cioè non c'è veramente un confine radicale tra queste due discipline. Ma questo parte dal fatto che a livello filosofico
Il problema è che la matematica non è un linguaggio. Questo è stato un problema durante anni, che la filosofia analitica anglosassone ha sempre presentato la matematica come un linguaggio, un strumento utilizzato dai fisici. Non è il caso, la matematica è un ingrediente del concetto fisico. Dopo il problema è il problema della dialettica tra le due discipline, che è una dialettica fragile, complicata, e Giuseppe, tu parlavi della teoria del string, e questo è un bello esempio, perché la teoria dei chord ha sviluppato una matematica molto complessiva, molto difficile. Però a livello della fisica non ha prodotto quasi nulla. È molto, cioè a questo punto è molto sterile a livello della fisica. Dunque ci sono stati anche dibattiti anche epistemologici tra fisici su questo problema, cioè chi diceva ma l'ultima parola su una teoria l'ultima parola fisica sull'unità finale del mondo, eccetera, è dal lato della teoria dei chord. E chi diceva non ha senso, perché questo è un concetto anche teologico, e dunque c'è un vero dibattito su questo aspetto. Dunque penso che non si può separare totalmente l'impresa filosofica, la riflessione filosofica dei grandi fisici o matematici e la fisica e la matematica e i legami tra i due. Questo mi sembra. Sì, posso dire qualcosa? Concordo completamente che questo è un problema filosofico proprio, nel senso che, diciamo, a me mi ha sempre meravigliato che la matematica riesca a descrivere la natura. Ecco, porto due esempi. Allora, Dirac a un certo momento si mette a scrivere le equazioni per gli elettroni. L'elettrone ha spin un mezzo e quindi per essere relativisticamente invariante deve avere una certa struttura matematica l'equazione. La scopre, gli spinori a 4 componenti, la risolve, perfetto, descrive l'elettrone in maniera perfetta. Peccato che c'è anche un'altra soluzione, a energia negativa. Dice, queste soluzioni cosa sono? Si domanda cosa sono e puta caso, siccome quella matematica descriveva l'elettrone, quella stessa matematica descrive anche il positrone, che da lì a poco tempo è stato scoperto. Primo esempio. Secondo esempio, visto che abbiamo parlato tanto del bosone di Higgs. Allora, il modello standard dice bellissimo, il professore ha detto a un certo momento però per le interazioni deboli io devo mettere quel cerchietto tondo, non è più un punto, perché c'è il W e lo Z che hanno massa. Allora, siccome le mie teorie dell'interazione, la lagrangiana deve avere la lagrangiana è l'equazione, diciamo, che descrive l'interazione tra le particelle, tra i quark e i leptoni e così via. Nell'interazione debole questi signori hanno, cioè queste particelle che scambiano l'interazione debole hanno massa. Questo fa sì che diciamo, la lagrangiana non è più gauge invariant, non è più invariante per gauge. Questo implica che però d'altra parte le teorie perché siano calcolabili devono essere gauge invariant, proprio per la natura dell'equazione della meccanica quantistica sostanzialmente. Uno parla di funzione d'onda invece che di cui poi ne puoi fare il modulo quadro e quindi c'è una fase che è indefinita, quindi devono essere gauge invariant. Ma siccome questi signori hanno massa, non è più gauge invariance. Il signor X dice no, però se io aggiungo che noi siamo immersi in un campo,
cosiddetto campo di X, se nell'equazione aggiungo un φ, un campo ovviamente complesso, recupero l'invarianza di Gauge. Questo nel 64, quando è stato, quindi tanto tempo fa. E tutto, dice, mi torna. Però il modello standard dice, ah che bello, abbiamo capito il modello standard e così via. Però dice, come facciamo a sapere che noi siamo immersi in questo campo di X, che nessuno vede, che è un condensato, no? Cioè lui che non si muove, e a un certo momento nell'evoluzione dell'universo si è congelato e lì e tutte le particelle interagiscono con lui e prendono massa, va bene? Questo campo. Allora, dato un campo e data un'interazione, esiste la sua particella, che è il bosone di X, no? Però, dice, questa particella deve esistere e non si trovava per 20 anni. No, che 20 anni? 4 ora, per tantissimo tempo. Alla fine si è trovata. Ecco, così la matematica dice, ve l'avevo detto che era così, che ci doveva essere. Ecco, questo fatto che la matematica, magari standard, come dice, però ovviamente non tutte le matematiche possono, secondo me, diciamo, descrivere la natura. Però quella che la descrive in maniera incredibilmente, insomma, lo trovo quasi un miracolo, ecco, per cui ci deve essere dietro qualcosa di più profondo, che per dire, è chiaro che ora le string perché non funzionano? Non funzionano perché non abbiamo abbastanza input sperimentali. Io sono convinto che tra 10 anni, 20 anni, 30 anni, che ne so, quando questa nuova fisica verrà fuori e la natura ci dirà, guarda, dice c'è anche questo, a quel punto troveremo la matematica che la descrive e che magari una volta che descrive lei, descrive anche qualcosa che poi scopriranno i nostri figlioli dei figlioli dei figlioli 50 anni dopo. Ecco, è questo che credo il discorso, che è puramente filosofico. Com'è che la matematica e la fisica, o perlomeno la fisica, insomma, si intrecciano così in maniera indissoluta. Questo, insomma... Insomma, è un po' il problema della realtà. Cos'è la realtà? No? Cos'è che noi misuriamo? Problema di lunga data. No, un problema forte. Certo che qui non risolveremo. No, oppure magari Leibniz l'aveva capito molto bene, molto meglio di noi, forse anche meglio di Galilei. Però è un nodo aperto, certo. No, è quello che poi dicevo un po' all'inizio, no? Cioè che è un po' difficile provare a descrivere la natura, anche quella sociale, senza avere gli strumenti scientifici per leggerla, ecco, questo voglio dire. La scienza è un prius, non c'è niente da fare, non c'è problema. E poi dopo si può decidere che è l'induzione vera o l'induzione argomentativa, però insomma il dato fondamentale è che se non c'è un'indagine scientifica che apra la porta, poi anche... E in questo caso la riflessione che faceva all'inizio di una riflessione scientifica e di una riflessione filosofica che tendono a separarsi è molto negativa, perché il merito grande di Charlie, di chi dalle dantesche producono queste occasioni è molto importante. Io sono venuto qua non conoscendo gli esperimenti di Pontecorvo, di Quaderni, nemmeno quelli che hanno espresso loro, e tuttavia ho capito che c'è un nesso così forte che in definitiva, come dire, l'idea stessa di uomo e di natura che ha Pontecorvo sono quelli che gli consentono di dire che sono natura e uomo trasformabili attraverso la scienza o trasformabili attraverso la politica, ma molto più attraverso la scienza. Quindi era un problema, questo del rapporto tra matematica e fisica è uno dei più grandi. Sì, no, a questo proposito volevo dire che ci sono stati filosofi che si sono occupati di questi problemi. Filosofi o anche scienziati, Eddington per esempio, per la relatività è stato molto importante, Einstein stesso, eccetera. Certo. Ma c'è un filosofo francese molto decisivo in questo contesto, è Gaston Bachelard, e Gaston Bachelard ha sviluppato
un concetto fondamentale che lui chiama il carattere induttivo della matematica. Cioè induttivo non nel senso pragmatico, classico, analitico, logico, ma induttivo nel senso dell'induzione elettromagnetica. E lui lo usa mostrando che la matematica produce, genera proprio induttivamente la novità, il nuovo. E lui l'ha mostrato per esempio per la relatività generale, in un libro pubblicato nel 1929 che è intitolato Il valore induttivo della relatività, che è un capolavoro assolutamente incredibile. Non ho mai letto un testo così potente, in particolare su una parte della matematica che è la geometria differenziale, in particolare vedendo tutta la potenza virtuale dei tensori. E questo è l'unico filosofo che l'abbia fatto, è importantissimo. E dunque c'è un aspetto importante che è sviluppato da Bachelard, ma già da Évariste Galois, appunto, pensavo a Giuseppe, al suo film che sta facendo su Galois, che sono ciò che in filosofia si chiama le strategie dell'ambiguità. E queste strategie dell'ambiguità, di cui un modello è Galois, la teoria dei gruppi, anche messo molto in evidenza da Bachelard negli anni 20-30, è un concetto essenziale anche per la matematica stessa, non solo sulla relazione matematica-fisica, ma per la matematica stessa. E dunque non si può separare il valore induttivo della matematica e la fisica e le sue scoperte, eccetera. Dopo c'è un problema chiaramente che fa ritornare la questione della dialettica. Cosa significa, cioè la dinamica della ricerca scientifica, la relazione tra matematica e fisica è legata a quest'idea di dialettica. Dunque chiaramente bisognerebbe altri convegni filosofico-scientifici su queste tematiche, ma rimangono, a mio avviso, centrali nell'interrogazione dei filosofi a proposito della scienza e dei filosofi a proposito della filosofia stessa. Dica, non so, da Spinoza per esempio, è uscito a Hegel. Un libro di un convegno che si è fatto a Parigi su Coiré, o sì, Coiré come si parla. Sì. E il nodo centrale l'ha edito un nostro amico Seidengart, recentemente dalla Belle Lettre. E il nodo centrale, anche lì si è evidenziato, è quello della Bachelard, era uno degli autori chiamati in causa, era quanto abbiano contato le matematiche nella definizione, come dire, della lettura del mondo esterno. E ovviamente, voi come sapete, Coiré dirà Bacon non era un retrogrado perché non capiva niente di matematica. Cioè, come dire, Cartesio è colui il quale ha inventato il macchinismo, cioè le tesi di Coiré è estrema e ritiene che soltanto l'invenzione della matematica ci possa spiegare perché nel mondo antico non c'è stata una tecnologia che invece c'è stata nel mondo moderno. Quindi dall'universo del pressappoco al mondo della precisione c'è questo elemento. Ecco, è una questione, mi è sembrato nella cultura francese ancora molto dibattuta, un po' meno nella nostra. Ma di più si torna anche sul problema di cui Francesco Guerra parlava, cioè Galileo, perché la metafora del libro della natura, scritto in caratteri matematici, lì c'è proprio l'origine della problematica. È chiaro. E dunque lì si trova di fronte anche all'importanza del platonismo in confronto a Aristotele. Cioè, a parte tutta la disputa che si è svolta tra l'uso della dimostrazione matematica, se fosse sufficiente ovvero no,
per spiegare la realtà, Cartesio, Pascali, quindi andando avanti, quindi mi sembra E dunque c'è un problema della filo, dimostrazione, no? c'è un filo permanente tra la filosofia la più vivace e la scienza la più attiva. Ci sono sempre stati legami molto stretti, anche perché i filosofi nel periodo Cartesio, Leibniz, eccetera, erano anche scienziati e matematici in particolare. Dunque mi sembra che questi collegamenti continuano oggi, se si vuole capire qualcosa, sia in fisica e matematica, di avere una prospettiva, una distanza, una riflessione di tipo filosofico. Questo è molto importante. Essendo tornati alla filosofia possiamo andare a colazione, saremo accompagnati a colazione.